Buondì Motta, buonasera, come al solito il nonno, ogni anno vi fa il tortaro e non mancherò senz'altro quest'anno. Qua ci sono i nostri ingredienti: prosciutto, salame, pancetta, formaggio pecorino, uova. Allora andiamo a stendere l'impasto. Questo è 1,5 kg di pasta. Adesso mettiamo la sugna. La sugna sono i grassi del maiale, no? Che vengono sciolta dalla codica del maiale. Questo è fare così perché li faccio così, però si può mettere anche nell'impasto la sugna. Mettiamo il pepe e cominciamo a mettere un'imbottitura. Bello pieno, sempre pieno, perché il tortaro poi si fa a Pasqua, solo che noi siamo abituati anche a Natale. Mischiato parmigiano, pecorino, svizzero, sono formaggi misti. Uova sotto, le sbricioliamo con le mani, abbiamo undo di sugna ruota e adesso lo andiamo a mettere dentro. Bisogna sapere avvolgerlo, così. Ecco qua, poi togliamo la pasta in più per chiuderlo bene, così vedi, lo prendiamo e lo mettiamo nella sugna sopra e siamo a posto. Lo mettiamo al forno, è cotto, lo togliamo, ecco qua e voilà. Signori, il gioco è fatto. Anche un panettone.